Ed eccoci qui ragazzi ad una nuova puntata di X-Lab Podcast, il podcast che nessuno ha chiesto ma di cui tutti avete bisogno. Siamo qui per una puntata ulteriore sul Monty che in molti ce l'avete chiesto, giusto? Sì. Siamo qui anche con Aga perché vari fans e anche haters, possiamo dire, del Monty hanno delle cose da ridire riguardo la sua ultima puntata del podcast, hanno delle domande da fare perché non gli sono chiari dei concetti e soprattutto delle domande sull'artista che non abbiamo toccato durante la tua intervista dell'altra volta, Davide. E siamo qui con una quarta persona che io ho detto al Monty non la conosci e lui pensava che fosse una ragazza, invece non la conosci, la persona non la conosci e la chiameremo qui in diretta per voi. Sigla. Ciao, ho capito che volevi fare una roba in economia, ma un tè un fiameio, no? Siamo qui con un'altra persona che vuole stare in anonimo, vero? Siamo qui in chiamata. Sì, ciao a tutti e intanto volevo ringraziare il Botte per questa opportunità che mi ha dato. Grazie a te. Non a tutti i fan dell'X-Lab e dei suoi artisti gli viene data questa possibilità e niente, io oggi ho da porre qualche domanda a un nostro presunto artista, ecco, così si può chiamare. Ma vuoi farti una presentazione o vuoi restare anonimo per gli amici? No, resto in anonimo, poi magari strada facendo, se ci saranno altre ok, va bene. magari mi farò conoscere, dai. Ascolta. Appurato che non è una donna comunque. Sì. Facciamo un applauso al Monty a questa acuta osservazione che ha scoperto che non è. Io comunque, a parte questo, quindi Maga. Sei contento che non sono una donna? Beh, mi fa piacere comunque conoscerti. Ok. Ascolta, e Aga hai qualcosa da dire a riguardo? Caduto meraviglioso perché il Monty ha fatto veramente un'uscita alla rapone, poche parole ma giuste. sostanziali. Ascolta, quindi in totale mi sembra di aver capito che tu hai 7 domande più una bonus e Aga ne ha 3 invece, giusto? Sì. Quindi io direi di cominciare. Chi è che vuole partire con la prima curiosità sul Monty? Io voglio precisare, essendo che il Monty, l'ho detto in più di qualche video, qualche diretta, è il mio artista preferito, quindi lo difenderò fino alla morte e lo aiuterò nelle risposte. Dopodiché, insomma, potrò arrivare anch'io fino a certi limiti, tipo un avvocato. Dopo dovrei cavartela da solo. Monty. Esatto. Spero che non sia niente di, insomma, mi hai detto che sono domande. Spero non ci sia bisogno del tuo aiuto perché sono domande semplici. Sono curiosità, giusto? Sì, va bene. Un po' magari incisive, magari però. Ok, vediamo, vai. Vediamo. Vai, la prima domanda. Beh, parto io o parte... Sì, vai, parti che così intanto recupero quelle là che mi avevano mandato. Ascolta Monty, ma nel tuo podcast hai detto che hai una qualifica di panificatore e pasticcere, perché non fai questa mansione dato che comunque c'è richiesta in questo momento? Ho cercato, non ho trovato niente, ma comunque ho cercato, non sono stato con le mani in mano, ho cercato, basta. Ma non lo so, guarda, ci sono annunci dappertutto, anche a Venezia soprattutto, che cercano panettieri. Ma io sto facendo un'altra cosa, quando finirò questa cosa che sto facendo, se non mi assumono a scuola, il bidello, giusto, sì. Il bidello, l'hai detto nel podcast. Sì, appunto. Cercherò in quel settore là, mi impegnerò a cercare in quel settore là, consultando internet, annunci, andando per panifici. Agenzie anche. Sì, certo. Io ti vedrei bene come Monty pasticcere, no? Sì, anche perché Monty, porca puttana, cioè qua mi sale veramente sindacalista inside. Da appena sveglio già mi girano i coglioni. Perché tu prendi puttanate di soldi, potresti andare a fare un lavoro dove prendi a manetta che a Venezia cercano a chiodo e non vai. Beh, anche difficile il lavoro di panificatore. Cioè adesso in 6 giorni sei a casa, certo. Invece di andare a trans e a puttane, vai a dare i curriculum a Venezia, no, per cercare lavoro. Posso dire che Aga ha ragione comunque. Sarebbe una bella opportunità, io ti vedrei bene come pasticcere. Tanto mangiare ti piace, no? Sì. Quindi, perché no? E si vede. Sì, anche dalla telecamera sembra che magari sai, in telecamera una persona sembra così, invece è proprio così. Vabbè,
Io direi che comunque ci pensi, Davide. Ci penserò, sì. Boh, io andrei con la seconda domanda. Vai Aga. Vado io? Allora, Sì, vai. Scusami, aspetta, Aga, queste domande qua te le hanno fatte nel tuo canale o sono curiosità allora, tue? queste qua sono domande che hanno mandato sul canale De Grados, perché appunto il Monti, essendo che ha fatto sia X-Lab che comunque collaborazione di De Grados, alcune hanno mandato domande sulle cose che ha fatto il Monti sul canale De Grados, perché appunto mi ricordo, non so se spero di sì, Monti, avevi fatto dei video dove parlavi a favore della canapa. Sì. E ovviamente sono arrivate domande. Cioè, non potevi... Entro un certo limite, entro una certa mia conoscenza posso rispondere, ovviamente. Diciamo che Monti, tu vai spesso alle fiere, ti piace come argomento? Mi piace come argomento, vado spesso alle fiere, soprattutto a Bologna, e mi compro sto aggiornato sul settore tramite dei giornali che ho scoperto molto tempo fa. È una bella A Bologna. passione. A Bologna, ma fare cosa a Bologna? Che fiere ci sono a Bologna? Cioè, chi ama la canapa di solito va a Amsterdam, Olanda, là è libera, cioè... Lo so, sono stato ad Amsterdam. Sei stato? Sì. Così fatto. Mi sono divertito, ti basta sapere solo questo. E non aggiungiamo altro, tipo? Mi è parsa una bella città, molto viva, molto aperta, e ci ritornerei volentieri. Beh, sono d'accordo con te, anche io ci ritornerei volentieri, per tutte le sue cose, insomma. Comunque la domanda qual è, raga? Allora, la domanda appunto è a tema canapa sui video che avevi fatto ed è questa. Ciao Monti, sono una tua fan dai tempi di Full Monty. Ho visto che negli ultimi anni ti sei appassionato di canapa. Anche io mi sto interessando a queste cose, ma non ne capisco molto. Per esempio, non capisco la differenza tra indica e sativa. Me la potresti spiegare? Allora, da quel poco che conosco io, la canapa indica ha un effetto più rilassante, insomma. La sativa è più energica, diciamo così. La sativa? Sì. Che caghi? La sativa è quella là che fanno al bagno? No, la sativa in quel senso. La sativa ha un effetto più euforico, energico, mentre la canapa indica, la cannabis indica, come si voglia dire, credo abbia un effetto più rilassante, più stimolante, ti fa aiutare anche a dormire volendo. Boh. Scusate il mio intervento, ma secondo me io non ci ho capito un cazzo e secondo me non sei un cazzo neanche te, però... Eccola, diciamo una frase. Guarda, io sono appassionato, sì, ma ammetto di essere incostante nelle mie passioni, perché aggiungo passioni e dopo va a finire che non ne porto a me neanche una. Ascolta, però comunque... ascolta il consiglio, fumatela e basta. Prima. Sì, ha ragione comunque alla fine. Divertiti, cioè tu alla fine tu appassionato di canapa però non fumi, giusto? Perché io penso che ci si può appassionare senza dover necessariamente fumare. Anche i politici che parlano di legalizzazione Oddio, non so. Anche i politici che parlano di legalizzazione non credo facciano uso mentre quando vanno in Parlamento. Ma scusa dai, ma perché ti interessa se però non ne fai uso? Cioè, cos'è che ti piace? No, vabbè... È come se io fossi appassionato di macchine e non ho la patente. Vabbè, che significa? Significa, scusa, cioè, non capisco... Cioè, cos'è che ti appassiona della canapa? Il fatto che credo che in qualcosa che si chiama legalizzazione che può in qualche modo aiutare a beneficiare l'economia. Ma adesso non entrerei in un discorso più grande di me. Secondo me il Monti ha ragione, comunque è una sua passione che vuole coltivare in questa maniera. Però potrebbe capirne molto di più facendone uso. Ed è per questo, in questa occasione della radio, che entri la droga! Entri la velina! Anche perché poco fa ha detto che è andato ad Amsterdam, si è divertito, probabilmente là è legale con la canapa, qua in Italia non la fuma, non so. Vabbè, insomma, di queste cose non possiamo parlarne qui, magari, insomma. Però se l'ha fatto là, è legale. Diciamo che per gli amici che ci vedono, ora anche che il Monti non ha gli occhiali, si può anche vedere dagli occhi che... Vabbè, io passerei alla terza domanda, no? Giusto? Se alla terza domanda io passerei. Vai pure te. Ok.
Allora, durante il podcast ho visto che hai una collana da rapper con una P gigante. Cosa significa quella P? Allora, la mostro per i miei per i follower e i fans. Ne ho 4 sinceramente collane, di cui 2 sono oro e l'altra è argento e una che ha un ceppo di canapa attaccato. Tu lo stai sentendo già l'amore del botte che quando monterà questa cosa che hai appena parlato dentro al microfono? Sì, mai affrontiamo. Allora, la lettera P, che è questa qua, ha diversi significati. Io l'ho presa a Treviso, mi piaceva, Che la telecamera è là, no? ma può avere diversi significati. Player, potente, Pirla? primo. No, pirla no. Privatista. Puttana? No. Ma nel tuo caso cosa significa? Politico. Tante cose, non c'è ancora dato un... Pagliasso. Sempre vago, mai concreto, va bene. È vero, qua devo dare ragione a Mr. X, perché sempre vago. cioè sempre vago, mai che porti a termine le cose, cioè sarà ripresa, ci sarà un significato. No, io non ci ho dato un significato, può significare tante cose, ripeto, potente perché io potente, primo, qualsiasi cosa. Sei tanto forte. Non temo confronti. Va bene. Ok, puoi mostrarci le altre collane visto che le hai qua? Sì. Ma sono di colore oro o oro vero? Oro. Io penso sia oro. Che sboro. Non penso però sei monte. Cioè, è giallo oro. Sì, Ma ma che lui ti è- ha appena è d'oro? chiesto, ma è oro o Sono dorato? d'oro. Che sono due robe diverse. Cosa? Appunto. È d'oro o è dorato? Che sono due robe Cioè diverse. sono d'oro queste collane. Io penso siano d'oro. Sì, anche secondo me, vedi che è oro, non so quanti carati, però secondo me è oro, sai. No. Vedi che brilla. Sì. Sono anche Sì, collane sì, che immagino. trovi alcune su Wish, su Amazon. Su robe Wish così. sicuramente vendono le collane d'oro, se- da 24 carati. Beh, questa è scritto CEO. Perché sei piccolo? No, ho interpretato Chief Executive Officer, Dove che là? vuol dire amministratore delegato, e io potrei diventare amministratore delegato della scena rap milanese. Ah, perché Milanese. Milanese se siamo a Ma- in Veneto. Milanese di Mestre. Milanese sì, solo te mi sa. Non conosco nessun altro che di bravo, di interessante. Ci potrei essere solo io, come potrebbe esserci Nel meglio sì, beh, per carità. qualcun altro, adesso non lo so io. Esatto. Vabbè, insomma, come sempre discorsi sconnessi, non c'entra, vabbè dai. Niente, solite roba del mondo. Niente. No, Io andrei andiamo con la quarta domanda o la quinta, aspetta, me lo posso il segno. Mi sa che la qui. No, la quarta, mi sa. No, L'ha scusa, fatta una lui, hai fatto una io, quella della una pasticceria, lui, sì, la pasticceria quarta. canapa e Collane. ok. La quarta domanda. Posso farla io? Vai. Sì, certo, vai. Visto che avevo detto quando ho visto la P politico, appunto rimaniamo sulla domanda, perché quando avevi parlato di canapa sul nostro canale, un po' anche collegato a quello di prima, volendo, perché avevi parlato? Perché tu volevi scendere in politica e legalizzarla alla fine. Sì, diciamo che era una mia idea, forse molto che non accadrà mai, ma era una mia idea, un mio sogno. Ecco, perché di fatti, che non è tanto una domanda, è un dato di fatto, ti hanno scritto, penso anche abbastanza incazzati. Hai detto che scendevi in politica e non l'hai mai fatto. Ciao ragazzi, non è che posso scendere in politica dall'oggi al domani, bisogna creare un partito, bisogna fare... Giusto? Muovete allora, Creare dai, un cioè, un partito, bisogna fare volantinaggi in giro, bisogna... Adesso che hai 3 tirare su mesi che non gente. fai una cappella, Davide invece potresti. di andare alle feste Tuns organizza Ma anche quelle mi suo piacciono. partito. Ma allora o ti diverti o fai Più politica. che altro fai delle false promesse, dici che fai le cose, la gente aspetta. Beh, alla fine sarai fai lì, Che niente. però vedi da qua si comincia già una buona base per essere un politico, fare finte promesse. Quindi parti benissimo, però devi continuare. Come che dovevi fare Vio degli Slayer? Io aspettavo la puntata, non è mai uscita. Mi pare di averla fatta, ma è ancora tempo addietro. Sì, Adesso ma dovevi fare ogni mese una puntata diversa sui Appunto. gruppi rock che non È sono mai vero. più usciti. ho perso la voglia di fare. Ma io l'aspettavo e non solo io, anche i tuoi fans e anche il mondo delle rune dovevi fare. Le rune. Delle rune? Rune, sì. Ecco, non vai a capire. Devi fare uno al mese, hai fatto un canale, non è più uscito niente. Beh, intanto sto leggendo, tirando giù appunti. Sì, ma la gente aspettava però. Con calma, sempre. Ci sembra che illudi le persone così.
Come i politici. Giusto? Quindi siamo sulla buona strada. Sì. Io ti voterei subito, Monti. Comunque ci sta Cioè, stuando, prima o poi ci sta stuando a manetta il Monti, comunque. È proprio un politico nato. Pili politico. Vai. Dai, fa sto partito che io ti voterò sicuramente. Aspetta, l'ultima cosa che questa l'aggiungo io. Come chiameresti il tuo partito? Full Monti, non temo confronti. Avevo in mente un nome abbastanza un po' strano. Vai. Non so se sapete, ma in America esiste una corrente religiosa. Posso dirlo? Una corrente religiosa. La radio mia che è mia, figurati cosa cazzo me ne fotte. Una corrente religiosa chiamata elevazionismo, che praticamente si cerca la canapa per ricercare se stessi e elevarsi a una migliore comprensione di sé, da quello che ho scritto. Allora ho pensato... Da quello che hai scritto? Da quello che hai scritto. Ah. Allora io ho pensato, perché non fare anche un partito che si chiama Partito Elevazionista Italiano? Guarda che ci sta come nome, cioè sembra un nome di un partito vero, PEI. Però dovessi provare a vedere se funziona sta roba qua. E in che modo posso farne? Che ne so. Facendo politica. Volantinaggio, no, volantinaggio, il fatto dell'elevazione con la canapa, no? Se ti elevi. Sì, con la canapa, ma uno può anche levarsi a stare bene anche facendo yoga, meditazione, quello che è. Ma tu lo fai, Davide? Ogni tanto pratico un po' di yoga così. Io vorrei vederlo in quel momento, il monte. Beh, vabbè, basta che quando lo fai ci affacciamo, vediamo se stai volando. Comunque una cosa della canapa importante che non hai citato, e la canapa può essere utile molto anche nella medicina. Esatto, giusto, bravo, hai ragione. Le cose un po' importanti bisogna dirle, insomma. È nella medicina, però intanto qua i pazienti che hanno bisogno del medicinale, non ci sono leggi chiare dove vanno a rifornirsi dai spacciatori. Più che altro c'è il Bedrocan in farmacia, sì, ma ti costa il triplo, vai a pagarla a 20 al grammo invece e lo spaccino te lo fa molto meno. Quello è il fatto. E qua bisogna che ci siano delle leggi, delle norme che siano a favore del paziente. Ok. Fa sto partito, ti compri un campo di terra, coltivi canapa e poi la puoi anche vendere. Fa qualcosa, insomma. Anche in giardino da Paolo. Esatto. Ma io volevo fare anche un'altra roba. Tu, il volantinaggio della politica, no? Tu, secondo me, se vai a fare adesso in questo periodo, sei a casa, fai dei volantini, vai in giro, li distribuisci alla gente e dici: ma se io mi mettessi in politica con queste idee qua, che quelle scritte nel volantino, lei mi voterebbe? Guarda che dopo ti tocca fare te i volantini per Monti. No, te li fai te. Dovrei cercare qualcuno che mi fa dei volantini. Esatto. Che tra l'altro se non da finire così. Io lo fa mai un casso. Sembra di altri. Vabbè, ma tanto vai in un centro dove fanno le stampe e li dici. Sì, ma la grafica dovrà farla qualcuno. Qualcuno là mi sembra che potresti essere tu. Ma poi lavori in una scuola, fai il bidello, prendi ququalche ragazzino, digli impostami una parte. Ma sei matto, sono delle elementari. Meraviglioso, ti prego fallo. No. Come Breaking Bad. Il lavoro è una cosa e lavoro. Col bambino di 8 anni che è vestito da chimico. Legalizzala, 8 anni. Legalizzala, cazzo, diventa un sottopark. Boh. Io andrei con la prossima domanda. No, guarda, perché volevo dire un'ultima cosa. Perché facendo volantinaggio, tra l'altro, puoi fare il 2 in 1 e magari conosci anche qualche figa. È vero? È vero. Guarda, io l'ho fatto volantinaggio per altre cose. Ma fallo per te stesso, no? Volantinaggio dove? Volantinaggio in giro, anche quando facevo quel piccolo periodo dove lavoravo per un'azienda di caffè. Ho fatto volantinaggio in giro e non ho mai incontrato nessuno che mi possa interessare. No, ma tipo ti metti, che ne so, in luoghi dove passa tanta gente, non è che devi mettere le pubblicità sulla cassetta della posta. Ma sì, lo so. Questo lo so, però appunto per fare volantinaggio occorrerebbe qualcuno che mi aiutasse a stampare dei volantini, a creare dei loghi, delle scritte, robe così, tante cose.
Anche perché comunque Monti ti posso E garantire soprattutto servono il grano, i soldi. per quello che devi lavorare e qua ci ricolleghiamo al primo punto, che invece di star là a prendere una pippa di tabacco a farti sfruttare vai a dar curriculum a cercare per fare pasticcere, no? Appunto. Perché pasticci ne sai fare. Io andrei con la prossima domanda. Dai, vado io. Vai. Allora, durante il tuo podcast eri avvinghiato, come hai detto te, con la bandana, gli occhiali Sì, azzurri, mi ricordo. mi ricordo bene anch'io, ma ascolta, ma non ti facevano male gli occhi dopo la fine del podcast? Cioè, avrai perso 2 diotrie sicure con quegli occhialini là? No, io sto benissimo, adesso come adesso sto benissimo. Siamo sicuri? Vabbè, magari. Vedo molto bene. Vabbè. Vabbè. Sta meglio degli altri. Voi da casa non vedete, ma Monti non ha neanche un capello bianco. Io non... Non è avvinghiato oggi? Non è stressato, non è né avvinghiato né stressato in generale. Prendo la vita molto easy. Sboromi. Ma mi sa, troppo mi sa. Vabbè, io andrei con la prossima domanda. Sì? Vado io, dai, ne faccio un'altra. Vai. Ma poi, sempre durante il podcast, mi collego perché è stato un podcast molto interessante, devo dire, no? Il tuo. Ti è piaciuto, sì? Sì, abbastanza, devo dire la verità, abbastanza. Grazie, mi fa piacere che tu lo apprezzi. Però su certi punti di vista veramente sei negato, cioè uno come te che fa rap non conosce un rap italiano. Cioè, semplicemente Fabri Fibra, voglio dire, è il più commerciale che ci sia, voglio dire. Beh, guarda che neanche citato. il Monti ha fatto una classifica di primi 5. Allora, mi non ho sembra. fatto una vera e propria Beh, ma- classifica, ho detto solo alcuni artisti italiani che mi possono piacere. Fabio Fibra non l'ho neanche aggiunto, e qua hai ragione, ma ho aggiunto Noise, ho aggiunto Metal Carter, ho aggiunto il Truce Clan, che Sì, sempre io. Sì, ma al di là perché- della crew romana, cioè il rap, il fulcro del rap italiano è comunque Milano. Di Milano che conosci? Capito. Comunque Lombardia. Sangue Misto. Sangue Misto facevano rap, non so se fanno ancora, perché io ho ascoltato una vecchia loro canzone che si chiama Lo Straniero di 15 anni fa, adesso non so se sono ancora attivi. Però conosco anche, che ne so, gli A della Costa, Next Casselle, Green, Tormento, quei artisti là. Guarda che vi sta stuando il Monti, Però mi piace sì. anche la nuova scena, la scena trap, che Vero. chi ti posso Ma citare. quella là, Lanotti, quella là, dai, cioè, Ma va molto, ma ma va parecchio. parecchio, ma te hai 35 anni, non puoi essere a paragonarti a un quindicenne, secondo me. Giusto, ha ragione Davide. Cioè, io faccio quello che mi sento e quello che voglio. Ma di trap, ma te hai mai fatto un pezzo trap? No, mai provato, a dire il vero. E chi è che ti piace che fa trap? Non so se conoscete, io ho ascoltato qualche volta la Dark Polo Gang, ho ascoltato Rondo da Sosa, quella gente là, Io direi Vabbè, che ti ha risposto. Capo Plaza. Sì, dai, allora posso solo come domanda, dai, esaustiva, finalmente una domanda. Mm. Cosa? Dopo? Non ho capito. Scusa, perché c'è una sirena qua che stanno rubando la macchina al Monti. Non ha la sirena la mia macchina. Ah, ok, se no sarebbe stata la sua. E quindi non abbiamo capito la tua domanda, l'ultimo, scusa. No, ho detto solo che dai, è stata una domanda esaustiva, quindi dai. Esatto, una risposta domanda- esaustiva volevi dire. Sì. No, scusa, non è una risposta esaustiva. Io ti dico, in linea di massima vorrei fare rap stile Metal Carter, perché ho diversi suoi dischi, mi sono piaciute il beat, mi sono piaciuti il flow, mi sono piaciuti molto le rime che incastra. Che anche gli Capisci? argomenti? Sì. Death rap, horror rap, quelle cose là. Che argomenti ti Vabbè, piacciono però di Metal il Carter? trap, secondo me lascialo stare perché Ho scoperto Metal Carter con Visioni Morbose, che è tutta una serie di canzoni in rima che... Mancherebbe anche altro che non fossi in rima. Canzone in rima che mi è piaciuta subito e basta, da là mi è piaciuto, insomma. Direi che ci siamo. Ok. Io andrei alla prossima domanda. Domanda successiva. Vai. E comunque sì, sempre nel podcast hai detto che vuoi essere un rap di successo, eccetera, però le tue pagine sui social sono morte. Tu
sì, effettivamente anche appunti a volantinaggio, ma il volantinaggio siamo negli anni 80-90, ormai sono i social, ha ragione, è che posso dire una cosa in difesa del Monti, una cosa. Cioè lui si fa ste pagine Instagram e Facebook con dei nomi strani che anche la gente, i tuoi amici non riescono a trovarlo. E una volta ho detto Monti, ma perché non metti la tua pagina con il tuo nome? Se uno vuole cercarti come fa? E lui mi fa, ma se io lo cerco io? Cioè, se non vuole seguirmi lo cerco io. Cioè, dovrebbero gli altri cercarti, Davide. Sì, appunto. Se io ascolto Full Monti e voglio seguirti, non ti trovo perché ti chiami Davide, porco Dio, Monti. Cioè, non è che uno sta là a farsi chissà Davide, che croci della vita. L'elevazionista, adesso sai cos'è Monti Paschi, cos'è che è scritto? Monti Pa. Su Facebook Goambulo Monti. Ma che cazzo ti trova Goambulo Monti? Ma basta. Ma chi sei sto Goambulo? Cioè, che poi adesso voglio dire una roba, una piccola curiosità, visto che stiamo facendo questo video radio podcast, che ogni volta che facciamo un video col Monti, no, vogliamo taggarlo. Sì. Cioè, perdiamo mezz'ora ogni volta per cercare il tuo cazzo di nome. E noi perché abbiamo fatto il video con te e siamo, tra virgolette, costretti a taggarti e trovarti e taggarti. Ma appunto un fan non ti trova, non è che sta tanto là, cioè ci sono 8000 robe in internet, non sì, è che sta tanto là, vabbè. Se uno vuole contattarti, che dice cavolo vorrei contattare Monti, fare un feat eccetera e non ti trova, come fa? Cioè deve contattare me e sulla pagina YouTube devo andare a vedere i messaggi, devo dirtelo a te, cioè che potrebbe contattare direttamente te, che tra l'altro non è che uno che ascolta Monti automaticamente lo collega a me. Però se posso spezzare la lancia a favore di Monti, se dobbiamo guardare gli artisti di X-Lab, e ora Alex X si chiama Akal, ha cambiato nome. Ma perché se Akek Benetti invece che Alex Benetti. Iron ha 3 profili di cui non ne sa accedere neanche uno. Bonso ne ha 4 perché ogni volta si dimentica la password, fa un nuovo account, quindi mi tocca ogni volta che taggo Bonso mi tocca taggarne 4 sperando di beccare il suo, che non sa ripubblicare i post. Quindi per quanto poco Monti è assente, però perché bevi le urine? Allora fatti pagare così qua ci sono, aspetta, alza un attimo su, Non è urina. Avevo pensato che fosse anche... metanfetamine, visto che della canapa sapevamo che questo podcast prendeva il botto. Potevi nasconderla, Davide. Stanno cercando di rompere i coglioni, ma non è come no, perché vieni qua non si porta neanche andare, vabbè. Comunque abbiamo... Non ci avevo pensato. Però se da comunque sì, vabbè, dai. No, io non so cosa fare, cosa faccio. Ma che sboro, Davide. Ma veramente, Davide. Cioè, che sboro che sia gente che non va neanche il tempo tra lavoro e resto, non riesco ad andarne fuori. Io mi annoio, insomma, potrei annoiarmi. Ma va a cagare. Sì, infatti. Fate una sega, non so. Sì, per 2 ore di sega, che non sei matto. Vabbè, insomma, dai. Fate fare lunga. Esatto. Io ne hai ancora 2 di domande, mi sembra. No, una. La spariamo o vuoi tenerla per ultima? Secondo me ci starà come ultima. Ok, allora fai tutte te e Mister X le domande, poi passiamo all'ultima. Ok. Che tanto anch'io avrei una domanda. La faccio adesso così me la tolgo dalle... Ma facevo proprio caso, Davide, è una domanda mia, ma ogni volta che ti faccio video, che ti vedo, hai sempre vestiti diversi, hai un sacco di roba da vestire te, generalmente, anche scarpe soprattutto. Cioè io ad esempio ho un paio di scarpe per fare qualsiasi roba, vabbè che sono un attimo un perché che problema pellegrino. No, è una curiosità mia. L'altra volta ho fatto il video, avevi delle puma rosse orribili, vabbè. Non è che forse uso troppi vestiti, uso i vestiti e poi li butto a lavare? No, ma ne sempre di diversi. Ogni volta che ti vedo hai vestiti, hai tanta roba da vestire. Cioè non è una curiosità mia così. Cioè, vabbè, vuol adesso dire è che un altro paio di scarpe che non ho mai visto. si chiamano spadrillas in termine spagnolo. Vediamo se vuoi mostrare agli amici. Però devi alzare più la gamba. Sembrano le però. scarpe di Goku quando era bambino. Pensa che Super Saiyan, Super Ebete. Cosa hai strappi sulle scarpe? No, sono tutte lisce. Ah, no, nel senso agli strappi invece. No, mi ricordo che aveva le scarpe rotte, no, per quello intendi. No, le sue sono aggiustate, però hanno quello stile là, tipo. È uno stile estivo da spiaggia, No, puoi andare anche in spiaggia volendo. Esatto. Quelle scarpe, vabbè. Uno vai con le savate in spiaggia, va bene, dai. Vabbè, ma queste sono anche possono fungere anche da ciabatte?
Ma perché queste Che difatti tiri sono su le dalla sabbia classiche dopo. scarpine che mettevano i Comenda milanesi, Ah, in sì, spiaggia, sì, sì. tutti Vabbè, ma guarda che monti a infilettati. stile comunque. Ma difatti perché non entriamo nell'armadio del Monti? Cioè nel senso fare un video delle cose dell'armadio Se che volete faccio una mostra... storia io, vi faccio vedere che cos'ho. Sarebbe anche ora Non che è che abbia, cominciassi a fare dei video. non è che abbia vestiti da 200.000 euro, ho vestiti normali, magliette, No, pantaloni magari fa vedere normali. che tantissime robe. Vendile su Vinted. Ma guarda che stavo pensando anch'io. Vado in Vendo giro su nudo Vinted dopo. e sto a caso un mese da lavoro. Anche perché adesso stanno cominciando a fare i programmi che vanno a casa dei VIP che gli mostrano sì, questa È è la vero, mia casa, bla è bla vero. bla. E anche te non puoi mostrare il cane, questo è il cane. Sì, è Ti ho vero. fatto comprare i No, miei no, dicendo che mi prendevo cura di lui, invece adesso Ma lo faccio, vecchio mio? e lo porti fuori, sì. Madonna, sì. E C'è adesso il perché cane non che sei porta col fuori il cane? monti. Perché dovevo essere qua. Ma non sei mai col cane, quella povera bestia è sempre a casa, cioè. Ma ti pare che lo posso portare fuori adesso a sta ora che fa un caldo lo bestia? lo porti in rave. Sì, l'unico posto che non devi portarlo dove c'è Tuns Tuns, no niente, lo porti magari. Va bene. Dai, passiamo a un'altra domanda. Vabbè. La prossima domanda. Vai. Ascolta, ma Monti, ascoltami bene. Mm, Tu lo sai che il wrestling è tutto finto, vero? qualcosina è finto, sì. Tutto finto. Qualcosina. Vabbè. Ma secondo te come fanno a picchiarsi con le scale, con le sedie e poi ritornare in piedi dopo pochi secondi? È tutto finto. Sono super uomini però. No, vabbè, ci può essere, sanno come fare, hanno tutto un copione probabilmente scritto. Ma quindi Che... te credi... Se no, perché se credi in queste robe vuol dire che credi anche a Babbo Natale ancora. Ma cosa c'entra Babbo Natale? Babbo Natale è una cosa per bambini. Il wrestling mi Il piace. wrestling è per grandi. Quando smetti di credi in Babbo Natale, credi nel wrestling. Esatto. Ma cosa significa? Comunque guarda che si fanno male a volte, Sì, a volte ho visto match su internet, Quanto urlano. match con bastoni con filo di ferro, che ne so io, Cavolo. filo spinato, sedie, tavoli che volano. Si fanno male per quello, sì. Certo. Per alcune cose può darsi che ho visto anche su internet che ci sono alcune cose che possono sembrare fake. Ma Tu Non è serio? certe cose, cioè Monti quelli non sono combattenti, quelli sono Qua bisognerebbe, come si dice, passare la parola ad Alex X, che non È c'è. vero, hai ragione. Scrivete nei commenti se volete chiedere ad Alex X una domanda sul wrestling. Che Alex X dice lui di essere stato un wrestler È al vero. suo tempo. È vero, sì. ma che lega guardi del wrestling? La WWE o Raw? Poi guardi. Raw e SmackDown sono in WWE, nella lega WWE. Io guardo la WWE. Ok, quindi Raw e SmackDown. Sì, guardo su internet perché non ho, ho Sky e Netflix, ma non li uso. Guardo per lo più su internet gli highlight delle serate del lunedì sera. Allora non sei un appassionato, se non guardi gli incontri, guardi solo gli highlights alla fine, così fai prima. È come chi guarda il calcio, guarda le highlights e basta, non guarda le Alla partite. fine, dai. Niente. Però mi piacciono anche le wrestler. Attenzione. Attenzione, questa è una novità. Ma loro si perché picchiano per non l'avrei davvero, mai secondo detto. te? Ma loro forse fanno più finta degli uomini. Ah, ok. Ma come? No, ma aspetta un attimo, no, perché cioè, Monti, veramente tu pensi che il wrestling sia solo una parte finta? Sì, purtroppo sì. Io non penso niente, io guardo e basta. Giusto. È giusto, Monti, Non si pensa. Ragioniamo da italiano medio, non pensare, lascia che sia, lascia scorrere tutto. Scopare. Andiamo alla prossima domanda. Sì. La faccio sempre io avrei l'ultima che sarebbe la bonus oppure Non so, fate paio dispari. Non so. Dai, no, allora teniamo bonus, quella. La tengo per l'ultima io. Vai. No, perché te vuoi tenere. No, dai, vado io con la bonus. Vai. Allora, Monti, ma sei così sicuro al 100% che tutti abbiano visto Full Monty? Ne sei così convinto? Ma che cosa vuol dire? Cosa scusa? vuol dire? Penso Tu la... nel podcast hai detto che sicuramente tutti hanno visto Full Monty. Quelli che hanno visto il podcast, intende?
alcuni possono averlo visto, altri no. Se guardi, provincia qua vicino, probabilmente quasi tutti. Dopo non so se poi l'hanno visto in tutta Italia, nel mondo o via dicendo. Se tu dici tutti... Avrò sbagliato a dire? Cioè, quasi tutti. Non penso che tutti mi apprezzino o apprezzino. No, io penso... Molte persone, non tutti. No, ma io penso che chi ha visto il podcast, chi si è interessato al podcast, come minimo ha visto Full Monty. Quello penso intendesse Monty, giusto? Può essere, sì. Cioè, se uno scrive, vuole cercare il podcast del Monty, automaticamente lo conosce per quello. Non dico che tutto l'universo possa aver visto Full Monty. No, anche perché sennò saremmo in 10.000 in tutto l'universo, sarebbe preoccupante. Quante visite ha Full Monty? Insomma. Ci può essere un 50% che l'ha visto, l'altro 50% non l'ha visto. Okay. O sapeva che usciva ma non gli interessava un cazzo. Quante visite ha Full Monty? Non sai, non sapete? Adesso non mi ricordo, bisogna andare a vedere. Tu in tuo video non sai quante visite hai ricevuto. Cioè, Adesso così non mi ricordo. Guarda, guardo, visto che ti ho qua, guardo, per curiosità. Queste robe. È come se un artista famoso non sa una... Vabbè, ma logicamente non è che uno sta qua a guardare, ma le sono anche aumentate, no? Le Full Monty, vediamo. Ma aspetta, Full Monty 1 intendete? Difatti. Sì, l'uno, sì. Quello che secondo lui avrebbe avuto successo. Aspetta che... Anche se avesse visto una sola persona sarai contento, ma oggi una, domani 1 milione, che ne sai? Cazzo. Sì, ok. Oh, questo è tutto fuori che il primo. Perché? Ah no, ma che stai Full Monty? X, vediamo. Arrivo subito. Eccolo qua. Ah, 18.292 views. Quindi se l'ha visto metà persone, vuol dire che al mondo siamo verso i 40.000. 40.000 persone al mondo. Quante persone ci sono nel mondo, Davide? Più di 40.000 secondo Può te? essere, sì. Può essere. Tu basta solo che pensi che lo stadio di Venezia ne tiene 10.000. Quindi vuol dire che Vuol dire adesso che- stiamo Ma parlando cos'è di un 4 podcast di stadi. economia o di... Vabbè, vuol dire che un Ma questo è quarto un podcast dove si parla di tutto. vuol dire che un quarto della popolazione mondiale andrà allo stadio di Venezia. Cosa vuol dire, Ma scusa? che cosa dici? Cioè, scusa. il mondo è 4 stadi di Venezia. Esatto. Cioè, Siamo più o meno di 40.000. Sicuramente i conoscenti, può essere che quasi certamente gli amici, i conoscenti nostri del botte, Esatto. miei, suoi, Di Iron. di Iron abbiano visto il video. Esatto, qui si intendeva No, Monty. ma la domanda era, secondo te al mondo siamo più di 4 stadi pieni di Venezia? Siamo tanti, forse 60.000 persone. Anche secondo me. 60.001, dai. Le statistiche più approfondite non le conoscono perché è una cosa che non mi interessa. Siamo abbastanza nel Comunque non mondo. vorrei dire la cagata anch'io, ma in teoria siamo 60 milioni solo in Italia. Però vabbè, sono Esatto, e solo in Cina sono 1 miliardo di persone. Eccola. Però ci siamo andati vicino, rompete le balle. Io andrei alla prossima domanda. E quindi l'ultima? E comunque siamo più Sì, di è 40.000 l'ultima. persone. Come? Siamo più di 40.000 persone al mondo, quindi il Monti Sì. non ha detto sbagliato. Sì, vuol dire che il mondo è solo tra il comune di Mira e Dolo, perché solo Esatto, Mira e anche Milano. Ah, ok. Boh, ecco, Ok. E Il mondo è tutto quello che ci circonda. ecco. Marte, Tu Venere... credi negli cioè, alieni, Monti? Credi nella vita ultra... cioè che ci siano altre forme di vita nello spazio? Nì. Cioè, penso di sì, ma forse anche no. Cioè sì o no? Nì. Cioè, una parte di me crede e l'altra parte no. Monti crede, Davide no. Boh. Vedi. Era interessante, la domanda a me interessano questi argomenti qua. Io ho finito le mie Comunque domande. allora, è l'ultima domanda, scusate, la domanda bonus di Aga, dopo non ce ne sono più? Esatto, basta. Ok, l'ultima domanda di Aga. allora, sarei contento, visto che avevamo nominato Dolo, Mm? non dico il suo nome per privacy, comunque questa è una domanda di una signorina da Dolo, Ehi là, che ti dice Attenzione. questa cosa qua. Seguo molto le tue storie, tanti progetti, tante idee, Mm? ma perché cazzo non ne concludi nemmeno una? Ma l'avevo chiesto L'hai prima. fatto un po' arrabbiare. L'avevo chiesto anche prima. Sono una particolarità del mio essere. Che particolarità è? Che ripeto, come ho detto prima, sono incostante. Mi rendo conto di essere incostante. Comincio una cosa, dopo mi fermo e ne parto un'altra. È una cosa che devo lavorare io. Però è brutto che dai, che dici che fai le cose e poi non le fai, la gente ti aspetta, no?
Li Ma illudi così. vabbè, Se no la gente non ti prende sul serio, no? Uno dice, io farò il prossimo video data X, fa vabbè, dice tante, chi è che ci crede? Questo hai capito? Cioè, per esempio, quando esce il tuo prossimo video? Beh, ho un testo pronto da registrare, uscirà, spero quest'estate, non so la data esatta. Ecco, solite robe. Sei sempre vago, sempre in concreto, vabbè dai. Ma scusa, mi sembrava che non era questa qua la domanda bonus. No, difatti stavo pensando che comunque ci siamo dimenticati il punto 2. Ma dovevi farla te quella là? Erano le tue Io domande. avevo capito che la faceva lui. No, devi fare te quella. Ah, No, ok, perché allora sai faccio io. cosa? Perché mancava dove? Dove hai visto questa cosa? Ok. Quella per che quella la- ieri lavoravo. Per non quello sono riuscito- l'avevamo scaricata Era a te. l'audio che mi avevi mandato, giusto? Che mi avevi Sì, taggato, che ti che chiedevo, lavoravo, cioè. non sono riuscito a rispondere. E allora, Perché questa qua io sinceramente ci non so. subentriamo in un altro mondo adesso meraviglioso. Era quella bonus questa qua, era Sì. quella bonus, ok? Perché tu, oltre che il mondo della canapa, Sì. ti sei avvicinato anche al mondo LGBTQ cazzo è? PQRS+. Non sono proprio dentro quel mondo là. Cos'è? È quel mondo là che è dentro di te. Non mi ricordo cosa sta. Riviera Pride, intendi? Lesbic. Gay, No, bisex, trans. la sigla LGBTQ. Non mi Vabbè, ricordo. voglio dire che io personalmente non sono omosessuale. Ci Comunque, tiene a dirlo. sì. Ma allora aspetta perché Perché mi praticamente stai chiedendo- Aspetta, lascialo ti finire. domandano proprio questo. Monti, ho visto delle foto di te e vabbè qua lo specifico io che diciamo il dove le foto A Riviera Pride, sì, lo so. sì, ma l'hanno vista sulla piattaforma Facebook perché questa domanda me l'avevano fatta su Facebook. Cosa significa? Un attimo, se mi dai il tempo. Monti, ho visto delle Come foto sì, di ma dagli il te tempo. con dei travestiti. Ma Eh. quindi ti piace la vagina o il pene? La vagina? E io aggiungo, sei sicuro? Sono È sicuro. la tua risposta definitiva? Se mi vedete a qualche manifestazione qua vicino LGBTQ è perché conosco delle persone che la organizzano e sono in buoni rapporti e vado a salutarli. Io posso confermare che al Monte comunque scrive a parecchie ragazze, lui comunque cerca, no, che scrivi anche alle mie amiche, alle persone, comunque le scrivi, quindi hai, insomma, no, Sì, diciamo ho avuto rogne con il botte perché come Roni. il botte mi ha detto tra le righe di non scrivere alle sue amiche. Ma e tu lo fai lo stesso, per cui non è che mi ascolti solitamente. No, cerco di No, ma ascoltare. non era quello, era per difendere che Aga sostiene che tu vai a travestiti, era questo qua il No, discorso. io non vado Io a volevo travestiti. difenderti, io sono l'avvocato di Monti, voglio difenderti da questo punto di vista qua, che comunque non è vero perché insomma scrivi anche, hai avuto anche relazioni, insomma comunque, Oddio. come no? Confermi o no, Monti? Sì, delle storielle ho avuto una o Ecco. due, sì, Ma tu hai Ok, scopato anche più siamo- con donne o con uomini? con donne. Vabbè, siamo nel 2025, anche se fai coming out non succede niente. Infatti. Cioè, Anzi gli ascolti andrebbero alle stelle. Infatti. forse. Cioè, pensa il titolo di questo del podcast Coming Out del Monti. Del Monti, Esatto. wow. Un paio così. Ma comunque rispetto quelle persone, la scelta di quelle persone di fare Esatto. coming out, non mica vado là a bastonarle. È giusto, E gli è dico, Mi vai a scorcare da bere? no, le rispetto, sono gente pacifica secondo me, che non fanno nulla di male. Certo. Meglio quelli che raduni dei fascisti in giro per l'Italia. Giusto, un applauso. Cazzo. Vabbè, vi ha soddisfatto la risposta del Monti? Perché io ne avevo un'altra che mi ero scritto, ma era una domanda mia. No, una domanda di. Chi è che me l'ha chiesta? Me l'ha chiesta Elton, lo sai chi è Elton Monti? Un ragazzo da Fiesso che guarda tutti i tuoi video. Con un cazzo così? No, Non mi no, interessa non è una saperlo. domanda. No. Però che avete chiuso questo argomento o avete altri dubbi? No, io ho solo delle immagini non belle in testa, il pensiero del Monti che se lo fa buttare. Ma... Ah, ok. Vabbè, dai, vabbè, ma sono robe sue, insomma, che avrà fatto. Perché Vi assicuro che non sono gay.
Lui ci tiene a precisare questa cosa. Vabbè, Davide, ci crediamo, insomma. Guarda, ti dico solo che io avevo una persona in classe che era anche un grande mio amico, che era tutto uno di sta roba, ora è una transgender. Voglio solo dire questo. Vabbè, insomma, come da che gli voglio un bene assoluto, però per dire che non è mai detto nella vita, magari domani ti svegli. Io avrei un'ultima domanda, se non avete finito questo argomento qua. Mi sembra un argomento. Io farei una puntata solo su questo argomento. No, volevo chiederti, ma che rapporto hai con Iron? Perché alcuni dicono che in realtà c'è un rapporto di amore e odio, cioè c'è un rapporto di amicizia, però allo stesso tempo vi siete un po' sui coglioni. Puoi commentarmelo? Perché... A me non... Allora, sinceramente a me non mi pare, io sono in buoni rapporti con Iron, a volte un po' rompipalle con la storia delle sigarette e del caffè. Quindi c'è dell'astio. Perché... Ma no, non è un astio pesante, è una sorta di scherzoso, robe così. A volte... Però non c'è astio vero e proprio, c'è questa cosa qua, però siamo in buoni rapporti comunque. A volte cerca un po' di fregarti col discorso che gli mancano i soldi, in realtà ce li ha per prendersi il caffè. Sì, quella cosa. O la sigaretta che magari era un pacchetto pieno in tasca, te la dai lo stesso. Può essere, sì. Però chiedo un'altra cosa, ma c'è anche una sorta di rivalità, perché una volta che ti dico guarda che c'è anche Iron, tu mi dici no, ma se non ha voglia, qua e là, invece in realtà avrebbe voglia. Ma sei te che un po' cerchi di avere, come te, i riflettori addosso. No. Penso quando ti chiedo perché non senti Monti e Iron per fare questo, non ha tempo, non ha voglia, l'amorosa. Perché è vero? Ma in realtà, guarda che lui ha già fatto un video nuovo che te lo sta ancora scrivendo, cioè comunque vuole fare i video. Buon per lui. Lui alla fine è concreto, lui ha un'idea, la butta giù, chiama il questo è vero. registra e via, e va avanti. Però ecco, mille paranoie, mille scuse. È vero. Però ecco, approfitto per raccontare l'ultimo video dei Degrados che è uscito. Adesso non so quando uscirà questo, vabbè. Penso verso agosto. Vabbè, magari esce un altro nel frattempo, però vabbè, in questo momento che registriamo questa cosa, il nostro ultimo video è stato Voglio metterlo in culo, che è quello che darà il nome all'album. E in quella canzone là, che abbiamo deciso di fare il video, io ti ho detto, Monti, volete venire te Iron, cioè, ho dei ruoli da fargli fare bla bla, e te Monti fai, no ma Iron si è lasciato con la ragazza, non ha voglia di fare il video. Ma no. E io quando gli ho scritto al Monte, scusate, quando gli ho scritto a Daniel ho detto Iron, io avrei questo video, mi ha detto però che ti sei lasciato con la ragazza, che magari non hai voglia di robe, e lui mi fa, ma cosa cazzo dice Monti? Certo che ho voglia di fare il video, sì, un video, anzi ho ancora più tempo. Un video che dice voglio metterlo in culo conoscendo Iron, dai su. Che mi ha detto lui è così, cioè, ma non gliel'hai detto il titolo della canzone, non gli hai detto voglio metterlo in culo la canzone. Già dal nome lui forse si tirerebbe indietro. Ma come fai a decidere? Avevamo la musica sotto. Ma perché lo conosco? Boh. Vabbè, insomma, praticamente Iron si molla con la fidanzata ed è il botte che va giù di morale. Scusa, il monte giù di morale, scusate. Basta con sta droga, Davide, queste metanfetamine. Ma smettila. Anche perché ci vuole un'oretta perché salga. Tra un'ora e la botta intera. Non credeteli, stanno solo cercando di spaventarmi. Fatalità è l'unico sudato qua al monte, quindi... Sì, difatti. Va bene, dai. Perché è caldo? Ah no, qua. A parte che se te mi fai la cancarata di mettermi droga nelle bevande... sento che sta già facendo effetto. Droga nelle bevande... Che tipo di droga potrebbe averti messo, Davide, della bevanda? Che ne so, LSD e metanfetamina. Ciao, tolle partino. Ma no, dai, è tutto uno scherzo, è Gatorade. Ce l'hai tipo supermercato, ce l'hai... Ragazzi, noi stiamo scherzando, qui stiamo facendo un video così, in realtà non è che abbiamo solo iniettato dell'eroina prima di cominciare le riprese. Ragazzi, se non avete altre domande, io concluderei. Avete altre domande? No, io no, basta. Monti, qual è il senso della vita? Io chiuderei con questa grande perla. Devi chiedere. No, non sono in grado di risponderti. Davide, nessuno in grado di rispondere. Davide, siamo qua, siamo a livelli proprio aulici, direi. Cioè, Davide, vogliamo una risposta tua da Monti. Anche perché questo è appunto dovrà essere la risposta proprio d'uscita. Esatto. Il senso della vita. E quindi aspetta, vuoi che già fare i saluti a tutti? Così fa la senso della vita.
Il senso della vita può essere tante cose, non lo so io. Ma perché Per te. D'impatto. No, ma io ero curioso, ci stava l'accusa. provando. Il senso della vita per te, Monti. E ci vediamo alla prossima puntata. Qui Monti ed Aga, Mister X. Ciao. 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 Full Monti. Monti.